grazie alla generosa donazione del dottore Sciabarrà, che ringraziamo. È appunto un traguardo storico che ci ha visti impegnati per diversi anni. È qua con me l'avvocato dell'ente, l'avvocato Vincenzo Caponnetto, che ha seguito, sposando nella causa le vicende giudiziarie del comune di Realmonte, con scrupolo, con spirito di servizio e con la sua enorme professionalità. Che dire, come sindaco di Realmonte non posso che ringraziare e impegnarmi da questo momento a rendere fruibile la Scala dei Turchi, a tutelarla come si deve la Scala dei Turchi, e a mettere in moto una serie di attività che già in parte sono in essere. Faccio riferimento alla candidatura della Scala come bene UNESCO e faccio riferimento alle relazioni dei periti per rendere fruibile il sito e faccio riferimento anche a delle richieste di finanziamento, oltre alla messa in sicurezza, che avranno lo scopo di mitigare il rischio e quindi di rendere accessibile nel più breve tempo possibile la Scala dei Turchi. Quindi un impegno che non ha soluzione di continuità, e per questo ribadisco, ringrazio il dottore Sciabarrà in primis e la sua famiglia, ringrazio l'avvocato Vincenzo Caponnetto che ci ha seguiti sposando la causa e tante volte gratuitamente, per il bene comune e per il bene della collettività. Ringrazio i consiglieri, ringrazio gli assessori del comune di Realmonte che con me hanno seguito l'intero iter, dimostrando un grande senso del dovere e un attaccamento al proprio territorio, a Realmonte. Ringrazio il notaio Fanara che ha stipulato, ha predisposto l'atto notarile che oggi abbiamo sottoscritto, segnando appunto questo traguardo storico. Una cessione a titolo gratuito è un passaggio importante, si completa questo percorso di condivisione pubblica amministrazione e privato. Ora inizia la parte più importante, secondo me, per il nostro territorio, che avrà l'opportunità con il comune di Realmonte, ma con tutta la provincia di Agrigento. Agrigento è capitale della cultura 2025, di rilanciare la Scala dei Turchi, perché è veramente un volano e un valore aggiunto per il nostro territorio. Sono molto legato a questa zona, chiamata la Scala dei Turchi, ma comunque Scavuzzo si chiamava, era la contrada Scavuzzo, perché ci sono quasi nato, perché i miei parenti sono stati tutti, diciamo, di quella zona, erano di Portembele, come di Agrigento, io sono di Agrigento, però avevamo proprietà là in quelle zone e quindi era una proprietà che faceva parte, diciamo, della nostra vita, anche perché io me ne andavo là, come veniva la scuola, con un mio zio che era, diciamo, non aveva sposato, quindi si andava a ritirare in quelle zone verso il mese di giugno, quando finiva la scuola. E mi ricordo questo periodo con grande affetto, sia nei confronti della zona che nei confronti anche dello zio, che purtroppo ora non c'è più. E quindi mi ricordo questa zona, erano altre cose, era molto diverso di quello che ora ci sono i turisti, i turisti che arrivano dappertutto. Oggi si è raggiunto un obiettivo che era l'obiettivo del dottore Sciabarrà: donare alla comunità di Realmonte questo bene, la Scala dei Turchi, perché più di altri il dottore Sciabarrà ha avuto questo obiettivo, voleva che il suo nome passasse come quello di Adcaster, sacrificarsi per dare alla collettività. Dunque, laddove il sindaco Lattuca ha perseguito con costanza, intelligenza e volontà questo obiettivo, ha trovato un compagno. Questa amministrazione, con l'acquisizione della Scala dei Turchi, ha messo un tassello importantissimo nella storia della città di Realmonte. La Scala dei Turchi, che era e sarà patrimonio dell'umanità, ma non sicuramente degli incivili. Un ringraziamento particolare va alla famiglia Sciabarrà per la cessione gratuita del sito.
È un momento storico oggi quello che abbiamo celebrato, sono felice di essere stato io l'artefice di questo accordo con il quale la Scala dei Turchi diventa patrimonio di tutti. Gli atti notarili in genere sono atti che testimoniano la storia di un posto, la cultura, l'economia, i sentimenti di un popolo, e questo certamente può essere annoverato fra gli atti che saranno, diciamo, imperituri e che comunque saranno affidati alla storia.